Ben ritrovati dalla redazione. Ci sono voluti mesi di lavoro e di confronto con tutti i soggetti interessati, ma alla fine la Regione ha definito e approvato l'aggiornamento del nuovo piano ideato per contrastare gli infortuni sul lavoro, un documento corposo, quello dell'assessorato guidato da Alessia Rosolen e che affonda le radici nei contenuti della Carta di Lorenzo, il manifesto programmatico dedicato alla memoria di Lorenzo Parelli, lo studente al quarto anno dell'Istituto Professionale Bearzi di Udine, vittima nel 2022 di un incidente mortale nel suo ultimo giorno di stage aziendale, un anno e mezzo dalla sua presentazione. La Carta di Lorenzo, al cui interno sono elencati i principi e doveri che studenti, scuole e aziende devono osservare per contrastare il fenomeno degli incidenti sul lavoro, è diventata una piattaforma nazionale di formazione. Ancora da cronaca, una donna del 1977 è stata investita sulle strisce pedonali in via Villan de Bacchino a Gretta, Trieste. È intervenuta la polizia e i sanitari del 118, non è intervenuta l'automedica. La donna è stata trasportata a Cattinara in codice giallo e tenuta in osservazione. Il noto giornalista triestino Fausto Biloslavo viene querelato dalla collega Chiara Giannini per presunte lesioni personali durante un servizio giornalistico a Kabul e la vicenda finisce davanti al giudice di pace. Si è tenuta la seconda udienza di un processo che continua a 3 anni da un alterco tra i due, entrambi inviati in Afghanistan nell'agosto del 2021 durante l'operazione Aquila Omnia. La missione militare prevedeva l'evacuazione da parte dell'esercito italiano dei collaboratori afghani, del personale diplomatico italiano e dei connazionali ancora presenti nel paese durante l'avanzata talebana. Il noto giornalista ha dichiarato che non c'è stato mai alcun alterco, mai alzato le mani e un video lo dimostra. Autostrade Alto Adriatico ha programmato nella notte tra sabato e domenica alcune attività di pavimentazione sulla carreggiata della A4 in direzione Venezia all'altezza dello svincolo di Monfalcone Est tra le chilometriche 516 e 515. L'intervento di rifacimento della pavimentazione della segnaletica orizzontale necessario per il deterioramento dell'asfalto esistente e in vista dei maggiori flussi di transito previsti per la prossima estate verrà effettuato a scacchiera, ovvero interesserà in una prima fase, nella notte tra sabato 20 e domenica 21, le corsie di marcia ed emergenza e a partire dal mattino della domenica ed entro le 15 la corsia di sorpasso, questo per evitare in ogni caso la chiusura del tratto autostradale della A4 tra Duino e Monfalcone Est per chi da Trieste è diretto verso Udine, Venezia. Finalmente la Triestina torna a casa, i triestini si riappropriano del loro stadio. Tutti i cittadini e non solo il popolo allabardato potranno ritrovarsi sui gradoni del Rocco, fieri di quel luogo amato e iconico che è stato loro sottratto da una pessima gestione del manto erboso da parte di chi è stato scelto dalla comunità per curarlo e conservarlo. Sono passati 120 giorni dopo almeno altrettanti di un calvario scandito da una serie di stop and go, figlia di un rimbalzo di responsabilità sfociato in goffi tentativi di risistemare il prato dello stadio con costi elevati per la comunità. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Oggi cielo in genere poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio maggiore nuvolosità specie sulla zona montana. Temperature in pianura minime fra 1 e 4, le massime fra 14 e 17 gradi, sulla costa minime fra 6 e 9, le massime fra 13 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito. A più tardi.